aumentato soprattutto il mio entusiasmo nel poter partecipare, perché l'ho saputo pochi giorni prima che avrei partecipato ai Giochi Olimpici di Cortina, perché sono arrivata seconda ai campionati italiani di pattinaggio. Quindi è stata qualcosa di assolutamente meraviglioso per me. Ecco, cosa significava all'epoca respirare l'atmosfera olimpica, soprattutto qui in casa? Beh, e soprattutto perché era in casa, era qualcosa di veramente eccezionale, di unico, così come per me rivivere adesso le Olimpiadi a Cortina nel 26. Ecco, che consiglio dà alle giovani donne e alle atlete? Io ho guardato le atlete, ho l'impressione che provino esattamente quello che provavo io allora, anche se tutto il resto è cambiato. Hanno lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di riuscire e la stessa perseveranza e lo stesso coraggio anche.